ogni giorno che passa si acquista consapevolezza rispetto ad una certa situazione. Quindi è ovvio che la preoccupazione è tanta, le incognite rispetto alle indagini e al processo sono molte, legittime anche da parte dell'indagato ovviamente. Quindi diciamo è stato più un incontro funzionale a chiarire a lui quelli che saranno i prossimi passi che faremo. Primo incontro con il suo legale da quando è detenuto nel carcere veronese, sotto stretta sorveglianza sia per evitare il contatto con gli altri detenuti, sia per il timore che possa compiere gesti di autolesionismo. Per Riccardo Salvagno, il vigile quarantenne, presunto assassino di Sergiu Tarna. Intanto gli investigatori continuano a cercare l'arma del delitto, i bossoli con sopralluoghi anche tornando sul luogo del delitto con metal detector e non solo, e il complice di Salvagno ancora irreperibile. Quel che è certo è che ci fosse un'altra persona con lui, ma non è sicuro che si tratti dell'albanese, l'unico che manca l'appello nella cerchia delle frequentazioni del quarantenne arrestato. A chi ha cercato di contattarlo non risponde, ma aveva mandato un messaggio scrivendo: «Sto andando in Albania, sarò via per un po', non cercatemi». E poi la fuga oltre confine, compatibile con le registrazioni del Targa System di Gorizia. Alle 7:41 del 31 dicembre, 5 ore dopo l'omicidio, inquadra l'auto del vigile, passaggio che si suppone possa essere servito a scaricare il complice alla frontiera. Potrebbe essere passato attraverso il Friuli con ultime segnalazioni a Gorizia prima di arrivare in Slovenia o in Spagna. Ma la ricerca degli investigatori è a 360 gradi. Molti ancora, evidenzia il legale di Salvagno, i punti da chiarire. Lui ha un ricordo assolutamente vago delle fasi di alcuni momenti della vicenda, tra cui quella che poi ha portato alla morte di questa povera ragazza. Ribadisco, l'indagato non ha mai, sottolineo, mai detto di aver esploso un colpo d'arma da fuoco, quindi le ragioni dell'incontro, alcune indicazioni che ho ricevuto su cui bisognerà lavorare. Alcuni dettagli però li avrebbe forniti. Lui ha fornito dei dettagli rispetto al rinvenimento dell'autovettura che mi dicono ecco, essere stata trovata, ha fornito indicazioni rispetto al luogo di possibile ritrovamento dell'arma, quello è un po' più complicato secondo me. Dopodiché rispetto alla persona o ad altre persone coinvolte, su quello, come ho già detto, preferisco non dare nessun tipo di indicazione. Intanto si cerca il video hot che riprenderebbe Salvagno con un trans possibile movente ma di cui non ci